È che la musica è anche matematica, è anche numeri, non possiamo prescindere da questa cosa. Se tutti i giovani d'oggi che studiano musica sapessero che c'è anche questa fetta della scienza matematica, secondo me sarebbe molto più bello, anche perché l'intelligenza artificiale sta mandando in crisi il mercato. Non so se qualcuno ha mai provato queste nuove applicazioni. Io ad esempio uso Suno, è un'applicazione che tu gli dici: senti, fammi una musica con un testo ironico che somiglia a una tarantella con influenze pop, un secondo e ti crea la musica. Cioè qualcosa di allucinante. Quando l'ho visto ho detto, cioè ormai la musica... Però anche poi se ti ascolti bene capisci tante cose, però anche lì bisogna capire che la musica sta andando verso questo verso e quindi dobbiamo fare i conti anche con i numeri e con la scienza. Spero vi siate divertiti. Se volete, qui ho un libricino a 10 euro, vendo libro più CD e poi mi seguite, insomma, sono sui social, Renato Caruso, mi cercate, ci sono. Io vivo a Milano, sono di origini di Bettina Policastro, un paese di Crotone, ma vivo a Milano da 25 anni, insomma, quindi insomma, vivo lì. Grazie a tutti.